1 marzo 2025, a Bari Sardo, un paese in Sardegna in Ogliastra, un mare di scenari unici tra acque turchesi e falesi imponenti, tutta da scoprire, racchiusa in un mondo di mare e montagne. Si festeggia il partecipato Carnevale. Quasi al termine di esso, verso le 23, Marco Mameli, di anni 22, di Il Bono, viene colpito a morte con un grosso coltello, oltre al ferimento del suo amico Andrea Conto. Oggi, 15 marzo 2025, nel suo paese natale a Il Bono, con grande partecipazione, commozione, dolore straziante dell'Ogliastra intera, sono stati eseguiti i funerali del nostro amato Marco. Il video descrive attraverso foto e clip video i momenti più importanti delle sue esequie. La messa celebrata dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Antonello Mura, che nella sua orazione fa appello ai responsabili di questa vile tragedia. Chi sei? Mostra il tuo volto. Marco, non hai lasciato un vuoto incommensurabile solo nelle persone che ti hanno amato. Anche il tuo cavallo nero è venuto da te annusando la bara, consapevole che il suo piccolo padrone l'avrebbe abbandonato per sempre. Confidiamo nella giustizia divina. Attendiamo che si faccia chiarezza e assicurare all'umana giustizia i responsabili ancora impuniti. Non ti dimenticheremmo, Marco. Le storie di Mario. Sembra lontano. Chiediamo perdono di tutte le nostre mancanze, a volte anche quelle della fiducia in Lui, della fiducia nelle persone, della fiducia nell'umanità. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare. Che mi è eleso. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito. Cristo è eleso. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Chi è eleso. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Perché? E ancora, Dio, dove sei? Due domande, ma un unico grido di dolore. Domande antiche, come il mondo, ma crudelmente nuove di fronte alla tragedia della morte di Marco a causa di una mano omicida. Cari genitori Simona e Andrea, cara sorella Laura e tutti i familiari, questa comunità ecclesiale, questa comunità tutta la diocesi insieme anche ai sacerdoti, ma anche la comunità civile, con il sindaco, tutti i sindaci e tutte le persone che in questi giorni hanno partecipato da vicino e da lontano a questo omicidio. Vi abbraccia teneramente e con discrezione, avendo consapevolezza di non avere parole sufficienti, né tantomeno adatte per dare risposta alle nostre domande. Oso solo dire a nome della Chiesa che la certezza di fede che possiamo ripeterci non viene da noi, ma da Dio. Lui continua a dirci che l'ultima parola della nostra vita non è e non sarà la morte. Per questo la nostra preghiera oggi si innalza a Dio ed è per questo che celebriamo con fede una vita che risorta per tutti noi, nonostante la morte, innocente, dello stesso Cristo. Inutile negare però che sono questi giorni cattivi e ne usciamo tutti divisi e non ne sentivamo proprio la mancanza.
E quanta tristezza nel prendere atto che una festa come quella del Carnevale sia diventata l'occasione per esaltare l'aggressività e la violenza, invece della gioia e della condivisione. Violenza ancora una volta, facilitata dalle armi di ogni tipo, che continuano a circolare con una disarmante naturalezza. Ma la vita non è uno scherzo, neanche a Carnevale. La lettura del profeta Isaia ci incoraggia a cercare i germogli di bene e di pace, continuando a sognare la pacificazione di quelle coscienze che sembrano unicamente animate da desideri di odio, di contrapposizione e di vendetta. Persone che non amano la vita e neanche se stesse, prigioniere di sterili schemi mentali, dal cuore indurito, che hanno scelto di consegnarsi al male senza valutarne le conseguenze. Come Gesù, il Dio inatteso, funge il buio per la nostra umanità, così desideriamo giorni nuovi per i nostri ragazzi e i nostri giovani, perché loro per primi abbiano a cuore se stessi e questa terra di viventi. Accompagniamoli davvero, questi ragazzi e questi giovani, e non abbandoniamoli. Cerchiamo di ritrovare finalmente un salutare sussulto di indignazione, che non si fermi però alla sorpresa, in verità talvolta un po' ipocrita, che generalmente accompagna il manifestarsi di questi episodi. Chiediamoci se siamo genitori ed educatori distratti, senza vigore educativo, svuotati non solo di energie, perché privi anche nell'educare, ma anche poveri di ideali. Chiediamoci se siamo diventate comunità civili ed ecclesiali, in costante sovrappensiero, occupate a progettare di tutto e di più, ma senza passione educativa, prive di quella solidarietà collettiva che vede i problemi e ricerca soluzioni. Droga, alcol, armi e coltelli non creano futuro, né danno futuro. I violenti di qualsiasi tipo, ricordiamocelo, sono sempre e comunque figli di questa terra, di questa umanità. E ci dovrebbe interessare aiutarli e recuperarli, perché ispirandoci alla prima lettura, anche il lupo può dimorare con l'agnello se impara a cambiare e a convertirsi. Marco merita di entrare per sempre nell'amore di Dio, perché ha subito il torto più grande, quello di avergli tolto il dono della vita. Ed è giusto che si faccia di tutto, anche vincendo l'omertà di molti, per chi ha fatto questo non rimanga un volto violento e ignoto. Solo chi si fa riconoscere si potrà anche aiutare, perché solo così, per rimanere al brano di Isaia, il lupo scoprirà l'amabilità dell'agnello. E come capitò a Giovanni Battista, secondo il racconto del Vangelo, quello di essere interpellato sulla sua identità. Così noi, oggi, animati da una fede che ci fa fratelli e sorelle in Cristo, chiediamo a questo volto sconosciuto: chi sei, dunque? Rivelati, per favore. Rivelandoti ci aiuterai a credere che nonostante le vie storte c'è sempre la possibilità di recuperare quelle diritte. Caro Marco, non riusciamo ad immaginarti
stati lontani dall'amore di Dio che ti ha creato e che ora siamo certi non ti verrà smentito, ma sarà dono eterno. Ti pensiamo così e preghiamo perché tu viva per sempre, grazie a questo amore che ti è stato tolto. Venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore. Dunque